Moncada e la candidatura a sindaco. Una persona della mia estrazione culturale non può essere schierata con nessuno. Se candidato lo sarò senza condizionamenti. Il servizio di Daniela Spalanca. I nostri piani di investimento sono noti. In questo momento Una persona della mia estrazione culturale non può essere schierata con nessuno, né con Alfano, né con Arnone, né con altri. Rispetto tutti, ma io sono padrone di me stesso. A dire ciò è con una punta d'orgoglio il lungimirante e apprezzato imprenditore agrigentino Salvatore Moncada, re dell'eolico, nel corso di un'intervista rilasciata al sito online locale Agrigento Oggi e a firma del giornalista Leonardo Guida, a proposito della sua eventuale candidatura a sindaco di Agrigento alle elezioni del 2012. L'imprenditore continua a manifestare perplessità da un lato, ma dall'altro non ha dubbi, nel senso che se dovesse candidarsi davvero la sua scelta non avrebbe, dice, valore politico. Formalmente dunque Moncada non parla chiaramente e non si sbilancia sull'eventuale intenzione di impegnarsi per la città, cosa che peraltro ha sempre fatto sostenendo a sue spese diverse iniziative in favore di Agrigento. Nel corso degli anni, dichiara Moncada, ho lanciato diversi messaggi alla città, non solo mediatici, che dimostrano il mio attaccamento a questo territorio, per esempio nello sport. Certo, aggiunge, tante volte il mio interessamento, tra l'altro a mie spese, è stato danneggiato e spesso impedito da lungaggini burocratiche e incomprensioni che finiscono solo col danneggiare i cittadini. La questione candidature dunque al momento rimane immutata, anche perché il deputato regionale e coordinatore locale del PDL, Nino Bosco, ha annunciato ieri, come si ricorderà, la decisione di indire le primarie per la scelta del candidato sindaco. Fatto questo che rimette ovviamente tutto in gioco.